veniva nominato dalle forze politiche, i socialisti a Quartuccio, democristiani a Monserrato, a Elmas un comunista e così via, fino all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri della circoscrizione, che era composto di 16 membri. Da quel momento in poi però si aveva il potere di andare a Cagliari e battere i pugni sul tavolo per cercare di avere quello che dovevamo avere, perché eravamo in condizioni disastrose. Quindi Cagliari, quando ha capito che ormai l'autonomia stava andando avanti, concedeva quasi tutto. Siamo riusciti ad avere la nuova scuola media, un impianto sportivo che è la palestra coperta di basket polivalente, il rifacimento della rete idrica sostituendo quella in Eternit con tubi di ghisa. Eravamo riusciti a coprire il canale di Via del Pino Solitario, attualmente Via del Pino Solitario. Lì ci passava un canale a cielo aperto, che era il Rio Smolentis. Quando Cagliari ha visto il risultato del referendum, 97% di partecipazione al voto per il sì, lì era venuto il sindaco Paolo De Magistris ad Elmas a dirci: guardate, l'autonomia ve la diamo, però bisogna tagliare il territorio storico del paese. Vediamo le proposte quali sono. Eravamo usciti da Elmas verso nei pressi della Ferriera, dell'ex Ferriera, si era messo spalle all'aeroporto, ha detto: da qui in giù è Cagliari, da qui in giù è Elmas. Praticamente ci restava il paese con una rotonda, e il territorio non ce n'era più, perché tutto il territorio di pregio era in quella zona lì. E a quel punto però le avevamo detto che il tutto andava respinto al mittente. Ad un certo punto ci aveva chiamato il sindaco, dice: cosa facciamo qui? No, non c'è niente da fare, qui c'è da alzare la mano e votare per il sì. E lì ci avevano appoggiato veramente anche i comunisti, i socialisti, tutte le forze politiche avevano votato per l'autonomia di Elmas. Siamo ormai la quarta amministrazione che si succede dopo i tempi dell'autonomia. I miei predecessori parleranno tutti in questo video, con esclusione del compianto Giovanni Ruggeri, ma siamo tutti personaggi che hanno lasciato un segno in questa comunità, a partire dalle origini, in cui siamo diventati autonomi, in cui il dottor Asunis ha trovato davvero un'amministrazione da costruire. Poi Giovanni, con la sua esperienza anche in regione, è stato colui che in qualche modo ha tracciato la pista di dove si poteva crescere, con quali strumenti. Mario è colui che in qualche modo ha radicato questa esperienza. Siamo arrivati a Pinuccio, poi, che è stato il sindaco che ha messo insieme le due più grandi tradizioni di questa comunità, che erano quella laica e quella cattolica, e che ha dato vita a un'esperienza vincente di amministrazione. E poi adesso ci sono io, che in qualche modo chiudo con il passato dell'autonomia e ho il compito di aprire Elmas al futuro. Io ho avuto l'onore e l'onere di essere il primo sindaco. Ora, logicamente si trattava di creare da zero tutta una nuova amministrazione, con tutte le battaglie da dover affrontare. E si è dovuta affrontare veramente una prima battaglia abbastanza pesante, che era quella delle scuole. Tutta la popolazione chiedeva che le scuole costruite venissero utilizzate. Ora, dopo tanti interventi come atti di buona volontà, andando dal prefetto, andando dall'impresa, andando al comune, insomma tutte le strutture in cui si poteva dialogare per poter riaprire, non ci si è riusciti a farla aprire nel modo tranquillo. Allora si è dovuto affrontare in modo con atto di forza. Il sindaco, con tutto il consiglio comunale e con la popolazione, si è messo di buona volontà ed hanno occupato con un atto di forza le scuole. Noi non avevamo un campo di calcio,
Allora siamo partiti anche da lì, partendo da zero, abbiamo trovato il terreno per poter fare il campo, abbiamo chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento per poter fare la struttura e oggi abbiamo, immediatamente si è partiti con questa struttura e abbiamo un bel campo di calcio, un campo in erba con una tribuna in cui possono starci 1000 persone, con una pista di atletica all'interno, poi con un giro esterno anche per chi vuol fare il fondo può utilizzare ancora. Quindi cos'è la differenza forte che c'era? Che anche nel 2000 la predominanza della popolazione, diciamo, era popolazione locale, per cui uno degli argomenti principali di comportamento della popolazione è quello della conoscenza della persona. Eravamo una grande famiglia. Ed uno dei concetti principali dei paesi agricoli, non solo di noi, ma anche degli altri paesi, era quello che era il vicinato, subvicinao. Ecco, cioè il concetto di famiglia allargata a quello che era il vicinato e il vicinato allargato a tanti gli altri vicinati del paese. Quindi le necessità di un ambiente, ci conoscevamo tutti. Ora, con l'arrivo dei forestieri, benvenuti i forestieri, ora, ci sono molti che si sono integrati alla perfezione e si sono considerati dal momento che sono arrivati alla stessa stregua. Altri magari che sono venuti forse per combinazione e quindi sono forse sì, forse che no. Ci siamo per quelle che sono le necessità, però il sentimento vero non c'è. Altri magari purtroppo sono quelli che vengono solo per dormire. Ci sono anche quelli che trovano la vicinanza della città e quindi vengono solo per dormire. Quindi c'è una selezione diversa. Ora, quando io ho fatto quindi la prima legislatura, la seconda legislatura l'ha incominciata Giovanni Ruggeri. Ora, quando durante le elezioni, siccome lui ha vinto le elezioni, quindi io sarei dovuto andare via, diciamo, il giorno dopo, no? Io ho fatto ancora 15 giorni, diciamo, di autorità, perché lo stesso Ruggeri mi ha detto, siccome anche Ruggeri era di Elmas, quindi il rapporto delle conoscenze era ottimale, quindi ho detto, guarda, io immagino che tu debba portare a conclusione tante cose che sono dipendenze e io non posso trovarmi così improvvisamente di fronte a risolvere delle situazioni che non conosco. Per cui è stato proprio un rapporto diretto di passaggio, diciamo, graduale, per cui ci incontravamo proprio perché i problemi che sono avviati sono questi. Quindi c'è stato proprio un rapporto ottimale, diciamo così, con Giovanni Ruggeri. Nella città di cui era diventato sindaco, Giovanni Ruggeri era nato il 10 maggio del 46. Personaggio notissimo per il suo impegno a sostegno delle lotte operaie, di cui lui stesso era stato protagonista quando nel 74 guidò i lavoratori della Selpa, un'azienda di Macchiareddu dove lavorava, per salvarla dal fallimento. In quello stesso anno si era candidato per la prima volta alle elezioni per il Consiglio regionale ottenendo poco più di 1400 voti. A candidarlo era stato il PC, partito all'interno del quale è stato uno dei più impegnati attivisti e militanti. E sui banchi dell'Assemblea regionale Ruggeri è rimasto per 2 legislature. La prima elezione nell'84 con oltre 10.000 preferenze, la conferma nell'89 con poco meno di 10.000 voti. Nel 94 il partito decise di non ricandidare i consiglieri uscenti con più di una legislatura alle spalle. Nell'aprile del 95 venne perciò candidato alla carica di sindaco di Elmas, diventando primo cittadino del centro con circa 2.400 preferenze. È stato uno dei dirigenti del PDS più impegnato nel lavoro del partito sia da consigliere regionale sia negli organi direttivi. Aveva fatto parte della direzione regionale del partito e nel 91, tra marzo e settembre, aveva guidato la Federazione di Cagliari, ma di lui resta impresso il grande impegno e generosità anche nelle vesti di amministratore comunale e di questi 20 mesi di amministrazione restano segni tangibili a Elmas, dalla ristrutturazione delle case comunali al completamento di Piazza Suella, dal rifacimento della rete fognaria e idrica alla rivalutazione della laguna di Santa Gilla. E fiore all'occhiello di questo piano dovrebbe essere il progetto per la costruzione di un porticciolo a Gili Acquas, fortemente voluto proprio dal sindaco. Io l'ho apprezzato e ho continuato la sua opera e da non avevamo la stessa sintonia politica, c'è sempre una continuità rispetto a quello che è stato fatto precedentemente e quello che si ha intenzione di fare nel corso del proprio mandato. Quindi noi altri ci siamo trovati di fronte a organizzare e completare l'organizzazione meglio di questa amministrazione nuova in tutte le sue parti. Tentare un pochettino di incominciare a abbandonare
quella funzione di paese satellite del comune di Cagliari per poter dare qualcosa di diverso. Io ricordo che ogni qualvolta si ci affacciava dal sagrato della chiesa verso l'oratorio si vedeva dei caseggiati fatiscenti e veramente non all'altezza, ecco, di un centro abitato e che si vuole emancipare da Cagliari. E da lì siamo partiti anche con un accordo di programma con la stessa parrocchia, la stessa cappellania, per poter modificare quello status che non era molto bello da vedere, soprattutto non era una buona presentazione per i cittadini che andavano in chiesa e vedersi queste cose. Nel 99 la natura è sempre un po' strana e crudele e subimmo in quel periodo anche quello un'alluvione che colpì soprattutto i comuni vicini, ma di riflesso l'acqua in sovrabbondanza andò a scaricarsi nei canali di Elmas. Fu l'occasione per poter avviare un discorso col Consorzio di Bonifica perché si stabilizzasse nel territorio il flusso delle acque piovane in eccesso. Si è tentato di dare, perché poi dipende anche dagli uomini, dai cittadini, di dare più vivibilità e di far capire ai cittadini che questo è il loro paese. Noi abbiamo cercato di dare continuità a questi interventi, ovviamente cercando di migliorare sia il settore dei servizi e sia il settore anche delle infrastrutture. Nell'area Casici sono sorti 14 lotti che poi la nuova amministrazione dovrebbe assegnare a altrettante imprese per creazione di nuove iniziative che sicuramente creeranno sia nuovi posti di lavoro, sia anche potenzialità per creare nuove imprese a loro volta. Abbiamo cercato di migliorare gli interventi tenendo conto in particolare di alcuni settori di intervento, quali la cultura, l'istruzione e quindi assicurando alle istituzioni scolastiche sia quella riferita alla scuola dell'obbligo, quindi l'istituto comprensivo di Elmas, e sia anche l'istituto agrario che opera nel nostro territorio, quei finanziamenti necessari a sostenere i progetti promossi da queste istituzioni. Per quanto riguarda gli studenti, ovviamente abbiamo anche finanziato con risorse nostre gli interventi per il diritto allo studio, dal rimborso spese viaggio alle borse di studio vere e proprie, alla gestione della mensa, al trasporto dei ragazzi, sia per quanto riguarda la partecipazione, la compartecipazione per le spese sostenute a livello locale, sia per frequentare le scuole superiori o l'università a Cagliari. È una delle prime amministrazioni, quella di Elmas, che ha avviato la raccolta differenziata. Sappiamo che tutte le amministrazioni, anzi molte amministrazioni, hanno dovuto pagare delle penalità perché non hanno avviato per tempo la raccolta differenziata. Tutti i cittadini di Elmas, a conclusione del nostro mandato, hanno ricevuto a casa il bilancio sociale di mandato. La gente sceglie Elmas perché ritiene e poi constata di persona che effettivamente i servizi ci sono, la qualità della vita è elevata, per cui ritiene che sia un paese vivibile. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che l'obiettivo che ci eravamo messi e che avevo dichiarato all'inizio sia stato raggiunto. La Elmas di oggi non è la Elmas di oggi per caso. Il ringraziamento quindi davvero a tutti coloro che sono stati protagonisti della nostra storia. Abbiamo voluto far parlare dei testimoni privilegiati, di alcuni protagonisti della Elmas di ieri e della Elmas di oggi, perché vogliamo davvero che l'Elmas di domani sia migliore di quella di oggi e di quella di ieri. Questo è l'obiettivo finale che ci siamo voluti porre. Questo strumento di comunicazione, questo video, spero davvero possa rimanere nelle vostre famiglie. A ciascuno di voi resta l'augurio da parte mia e di tutta l'amministrazione che davvero possiamo tutti essere cittadini orgogliosi di questa nostra Elmas.